Forza Italia del Veneto ha un nuovo coordinatore, il veronese Davide Bendinelli, che fu l'ultimo assessore di nomina galaniana. Avrà il compito di rilanciare un partito che in Parlamento è all'opposizione dura contro la Lega, come dice Renato Brunetta, al punto che ha detto di augurarsi la caduta dell'attuale governo, mentre a Venezia sostiene il presidente leghista. Nessuno sconto a nessuno sconto a Zaia, nessuno sconto a chi, dicendosi di Forza Italia, denigra e insulta tutti i giorni Forza Italia, nessuno sconto a nessuno. Dopo aver occupato i banchi del governo a Roma, i forzisti sono pronti a farlo, metaforicamente, con quelli della giunta regionale, giunta nella quale il partito di Berlusconi rischia di non essere più rappresentato. Nel partito, hanno detto all'unisono Brunetta e Bendinelli, non c'è infatti più posto per chi lo critica tutti i giorni. Il riferimento è all'assessora regionale Elena Donazzan. Non è iscritta, per essere di Forza Italia, essere iscritti. La signora Donazzan non è iscritta a Forza Italia. Noi siamo alleati alla Lega, noi siamo alleati, momentaneamente non siamo presenti in giunta. Prendiamo atto di questo e naturalmente l'alleanza rimane, e l'alleanza politica rimane e sarà compito del nuovo coordinatore fare tutte le riflessioni del caso. Noi siamo sempre convinti che il centrodestra unito vinca e siamo convinti di questa cosa oggi più che mai, soprattutto in considerazione dei risultati pessimi che il governo targato Lega 5 Stelle sta ottenendo a livello nazionale.